Siamo con Mister Pinzan, benvenuto a Nogarole, un lungo viaggio da Villa Dose. La partita non è andata bene per la tua squadra, però possiamo dire che sia l'andata che il ritorno le Meringhes sono una bestia nera per la Lionicena. Tu come hai vissuto la partita? Allora, il nostro scopo di questa sera è soprattutto dare, naturalmente andiamo sempre per cercare di fare i 3 punti, però naturalmente per cercare di rendere sempre manforte, ecco, alla squadra avversaria. Pensiamo di esserci riusciti, ecco, di non aver fatto, sia stata una partita scontata, volevamo non che non diventasse la partita scontata e quindi il nostro obiettivo, diciamo, l'abbiamo centrato, quindi è stata gradevole, per quanto siano situazioni dell'arbitro non voglio mai entrare anch'io in tema e quindi sorvoliamo e pensiamo già alla prossima partita. Complimenti all'Unicena. Roberto Tragnago cambia il palazzetto per una partita, non cambia il risultato. Una partita difficile, come si sapeva, con le Meringhes, però è arrivata un'altra vittoria. Sei contento stasera o passiamo alla prossima partita? No, stasera sono contento della mia squadra, abbiamo lottato su ogni pallone, sapevo benissimo che era una partita difficilissima perché loro sono una squadra che difendono molto bene e infatti lo dimostrano i 5 o 6 pareggi che hanno fatto fino ad ora. Pallino del gioco sempre in mano nostra, abbiamo giocato, abbiamo sbagliato qualche gol, ci sta, però non abbiamo mai sofferto più di tanto, sempre palla a noi, loro solo a difendere e basta. Bravi a tutti proprio perché abbiamo messo l'anima, abbiamo lottato su ogni pallone ed era fondamentale questa vittoria. Nonostante l'inferiorità numerica nel secondo tempo non si è comunque subito gol. Lo spirito di sacrificio sta un po' entrando nei giocatori? Sì. Proviamo tutte queste cose, tutte queste situazioni in allenamento, i ragazzi assimilano bene e infatti l'abbiamo fatto benissimo, penso non abbiamo mai calciato in porta, forse una volta, anzi abbiamo rischiato di fare gol noi. Situazioni che si provano in allenamento e se trovi dei ragazzi che si applicano e che vogliono sudare la maglia e hanno amore per la propria squadra, dopo i risultati si vedono in campo. Adesso ci aspetta una settimana di riposo. Come si arriva pronti alla prossima gara con l'Union Cussa? La prossima settimana farò solo un allenamento perché voglio dare ai ragazzi un piccolo premio in modo anche da scaricare un po' le tensioni nervose e anche fisiche e poi iniziamo la settimana prossima a preparare prima la partita, fare 2 allenamenti come di solito e farci trovare sicuramente pronti alla partita con un Plus che se guardiamo la classifica sembra semplice ma ogni partita ha le sue insidie e vale sempre per tutti.